E noi abbiamo preso questa canzone, abbiamo tradotto. Oggi la famiglia Massembo, si chiama famiglia Massembo, sono a Capesterre Belle-Eau in Guadeloupe e cantano Deco de de de, sengeleta la maluca, meka senguluca, deco de de, sengeleta la maluca, meka senguluca. Voglio dire, sengele è quando qualcosa che si rovescia, maluca sono le navi. Voglio dire che loro antenati che ha parlato di quello, sta parlando di questa nave che sta facendo così, che sta rovesciando. E noi abbiamo aiutato questa famiglia a riconoscere la loro storia. Dobbiamo saperlo. Un popolo che non conosce la sua storia è un popolo perduto, che non saprà dove andare. Il nostro lavoro è di cercare le gente a conoscere le loro radici. Ma questa per esempio è il voodoo haitiano visto con gli occhi di una Congo d'Africa. Dopo aver lavorato in Haiti, con Haiti, le Antille per 10 anni, tutto quello che ho visto, ho capito, ho sentito, che ho riconosciuto che come facendo parte della cultura Congo, l'ho scritto in questo libro. Qui abbiamo Toussaint l'Ouverture, lo spirito dell'indipendenza della prima Repubblica Nera, perché Toussaint l'Ouverture, quando lo prendi da quando è nato fino ad ora, capirà niente della sua lotta. Deve vedere prima che venisse qui le sue parenti cosa erano, e quello che abbiamo parlato qui. Questa è Grappa Congo, la retrouvaille des puzzle Congo. Questa famiglia, la famiglia Massembo, è venuta in Congo, lì ci hanno apportato 20 canzoni. Abbiamo tradotto tutte le canzoni e sono contento, ci invitano lì, facciamo Malakima Congo, loro chiamano quello Grappa Congo. Tutti il 1° novembre a Capesterre in Guadeloupe fanno Grappa Congo. Così facciamo questo festival con loro. Spieghiamo a loro cosa vuol dire quello e quello. Ma io in Haiti mi ha aiutato a capire cos'è l'Africa. Perché quello che sono venuto qui erano dei grandissimi capi, le grandi capo. Sono venuto con il segreto dell'Africa. E noi parlando con loro, sentiamo loro storia. Ci aiuta a capire esattamente cosa è successo in Africa 500 anni fa. È quello che facciamo sempre. Muchísimas gracias, Massengo, por estar con nosotros en Perla Televisión y gracias por brindarnos un poco sobre la cultura africana, sobre las raíces africanas y esperemos que Malakima Congo venga a Venezuela pronto. Que tengamos ese festival acá in tierra venezolana. Voglio ringraziare tutto il popolo venezuelano, voglio ringraziare anche il Festival del Film del Popolo di Sud, che ci ha permesso a venire qui per parlare della condizione del cinema in Africa, in Congo. Voglio ringraziare tutti questi responsabili che sta facendo tutti per avvicinare il popolo africano e il popolo dell'America. Grazie mille. Gracias. Muchísimas gracias, Massengo, y muchísimas gracias a ustedes. Continuamos en este ciclo de preguntas con los directores y participantes de este primer Festival de Cine de los Pueblos del Sur.